sapendo, il portiere mi ha dato questa lettera per parlare, ma era già scordato. Una lettera? Oh Gesù, la terra, mi fosse quando a portare notizie. Allora stai, che non Sì, la lettera per me non è per te. Accompagna Don Gatello con licenza, sì. E allora, se permettete, io vado e... Pace bene, pace bene. Gentilissima baronessa Castaldo de Lucania, il vostro umile servo dottor notaio Giuseppe Trinchera, a buon nome bello. Anni addietro si trovò ad essere intimo amico e fiduciario della famiglia Coppola di Mondragone, cugini di secondo grado del defunto barone vostro marito. Ma poi ci capite che stavano sulle la sorte. La sventura ha voluto che un mese fa la dolcissima e buona contessa Maria seguisse nella tomba dopo nemmeno 15 giorni il suo amato consorte e salutò, lasciando solo al mondo ed unico erede di una discreta fortuna il giovane Ferdinando e lasciando a me, in qualità di esecutore testamentario della famiglia, l'onore e l'onere di affidare la sua giovane anima alle cure del parente e al mio ancora. Avendo compiuto svariate ricerche, dagli atti si è evinto che a causa di numerosi lutti che hanno afflitto la famiglia in questi ultimi anni, in qualità di seconda cugina d'acquisto della defunta donna Maria, siate voi la parente più prossima e quindi la più atta a ricoprire il ruolo di giudice. Il giorno 7 del mese di agosto del corrente anno, il giovane Ferdinando sarà presso di voi per conoscere una zia verso cui arde il più profondo desiderio di amare. Il 7 di agosto, tra 2 ore. No, io non voglio. Ma non è possibile. Gesualdina! Gesualdina! No, non è possibile tra 2 ore. Io non voglio venire a casa. Gesualdina! No! Ma no, venire a casa mi strano. Io non voglio. Gesualdina! Capite che è successo? Guarda questa notizia. Oh, mamma mia, non sto tempo. Gesù, Giuseppe, Sant'Anna e Maria, aiutateci tutti. Santa Cosma e Santa Damiano, proteggeteci. Maronna Carmine, proteggeteci. Gesualdina! La sto parlando in cielo, il rugo del cornale ce l'ha. Ma no, Gesualdina non voglio. Gesualdina non è possibile. No, Gesualdina è impossibile. No, ma non è possibile. Non è possibile. No. Rovera, Clotilde, ma Clotilde ha paura. Ah, non l'hai capito? Oh, c'era, ci ha mandato una figlia. Oh, madonna mia, una figlia, che bellezza. Una creatura petita a casa. Ma che sei un miracolo? È un miracolo. Rimane a piccolo cielo la Madonna, è un miracolo. Scusi, Gesualdina, tu perché stiamo sciumando? Che l'è stata forza questa qui? Sì, ma ci ho pigliato una paura. A forza? Sì. Gesualdina? Ma tu tanto hai vissuto un gatellino? Io? Devo dire che rilassa. Gesualdina, rilassa. Rina perché? Rina perché? Perché ho più chiedi nel luci delle paganda. Briagona, briagona. Queste non sono cose che si dicono a una zia, Queste sono cose che si dicono a una fidanzata, a un amante, a una moglie, ma solo i primi tempi. I nostri occhi non si possono guardare, mettono subito una strana inquietudine. Se il paragone non vi offende, ma sono certo che comprenderete, mi recate la stessa ansia, lo stesso affanno terribile e stupendo di un tempo
che conobbi un giorno accompagnando la mamma sul convento delle Clarisse a Mondragone. Era solo un bambino allora, zia, e fecero un'eccezione per me, facevano entrare. Potevi vedere i loro volti, quasi sfiorati. Avevano la delicatezza di donne che non vengono mai sfiorate dal sole, che non vengono mai sfiorate da un uomo, zia, unendo così al candore del loro stato il torpore dei fiori, la loro carnosità. Ma quel libro ti facevano leggere. Ci sordi. Guarda che bella luna. Ci sordi. Allora non mi sarà visto. Vieni, ci sordi, vieni a morire. Andiamo, ma mi sono già dentoletta, una figura a capo. Guarda il cortile. Pare un cortile latte affatato. Era ringraziata con Marchese. La sericella a Palazzo Lucanile a Napoli. Ci stava lo cavaliere. Vedeva, non c'è calamanda sua. Era una trisavola nostra. Si sente ancora i suocri in coppia e scala. Veneva una spada. E in punta a spada teneva un agnello brillante. Ferdina, che fa? Betta. Oh, madonna mia, Ferdina! Ho paura a dormire da solo. Quella stanza ha 1000 angoli bui. E dopo tutte le cose che ha detto Doncatello, sento lamenti, voci che mi chiamano. Prego, zia, lasciatemi dormire con voi. No! Inconveniente mio. Ma tu sei pazza, Ferdina! Ma sono solo un bambino. E sapere, se no se ti piccio non è pigliazza. Stai subito a me con! Vi prego, zia, domani con la luce farò confidenza con la stanza e non mi terrorizzerà più. Solo per una notte. Ma non è possibile. Solo per una notte. Ma non arrivo! Quanto si bella! Ma guarda senza impastiamo! Ah, Dio, Spirito Santi. Da quando in questa casa è entrato Ferdinando è come se fosse trasudoriato. Gesualdo, ti ricordo che la confessione usa per te. Se volessi liberare in battaglia, non è trallata. E come liberavo confesso. Avete visto? In questa stanza detto mio non c'è stacchio. Sì, l'ho visto. Adesso la baronessa sta bene. Non ha più bisogno di un aiuto costante. Questo vi dovrebbe far piacere. Così avete più tempo libero per voi. E per fare? Io mi sento inutile, senza scopo. Gentibote pensa che era meglio quando essa stava malato. Perlomeno serveva qualcuno. A essa, a buia. Gesualdo, io so se non ti confesso. Avete ragione, padre. Fatta non è chista. Voletemi non c'è sta più, perché non c'ha da sta più. Perché non ha già vedere. Non ha già sapere. Ma che cosa vuoi dire? Non cade lì, cattiva notte, s'arrabota nei rinocchi. Clotilde e Ferdinando, il vostro bravo e bello Ferdinando, a notte fanno finta si accuccare e quando pensano che la sono addormenta, Ferdinando s'infila a nulla, d'indolette Clotilde, e le combinano di cotte e di crude. È stato sta curacca che ha fatto sta buona Clotilde, l'amorosa sana, fa bene. No, tu sperai le nuove, che sono fantasie senza tempo. No, non sono fantasia, io ho già visto, i vega. Gentibote per certi fatti non mi ho sapito, non posso lui. E allora lo so. Questa casa si popola di grida. Sento i lamenti, le grida di piacere. Ferdinanda sta a nulla, senza manca cammisa. L'avete mai vista Ferdinanda a nulla? Non ancora. Ebbene, tiene una bella liscia come una figliola, ma non è figliola, è già ombrosa, è ombrosa meglio di Dio. Gesualdo, ti ricordo che la confusione si non diceva. Non me l'ha parlato e non era un peccato mio, quello di desiderare una cosa che non posso avere, quello di essere io, opposte Clotilde tutte notte, come un godeo guaglione. Non cade lì, ma vicino avanzata. Clotilde aveva tutte notte che la buio non siete riusciti ancora a vedere. Voi partite tempo con l'arcangelo e intanto Clotilde tutte notte con
guaglione sarà greca. No, ma perché dici che sei quasi in confusione? Non mi potevo dire fuori la confusione! E allora non una vita capita niente. Prima di tutto che sono da famiglia, non posso screditare l'onore di mio nipote e di mia cugina senza la promessa del segreto da parte vostra. E se ne parlavo con qualcuno, e se ne parlavo con Don Egidio, con Don Liborio, infamando soprattutto il paese, e che figura ne faceva, io sono l'unico che sapevo e che potevo sapere. E poi pure per un altro motivo. Tu non stai morendo, stai usacando, vuoi stare a sfoga a tutta gelosia che ti rosa con cuore o stomaco, ma non lo può fare, perché i segreti ditti in confessione sono peccato, e i peccati mortali a te ti fanno troppa paura. I peccati ditti in confessione sono come preda, sono fondato dentro cuore tuo! No, che sono mera confusione! Io non ti attacco al busciotto, non ti rimpari, e non ti confesso, e vado a raccontare tutto cosa a baronessa! Sta attento! Chi lo impedisce? Che cosa? Non ce lo mostra che scienziato. Appartato. Ma questo mi è siete! Guarda tutto! Non so per chi non catena. Madonna mia! Ti hai sentito tutto cosa? C'è stato bisogno di sentire. E c'è stato bisogno di sentire. Mi saccia tutto cosa per un principio. Ma che fa? La chiappa! Tutto! Che stai carne fresca, tosta, ingelata. E si è testa, ma sì! Questo è un profumo che non catello non torna mai per mai fa sentire. Lo capisci? Come va stata così? Come va stata così un fratello che la bocca senza carne? Ma sei buona, non c'è un catalino, Ma tu sì, fa un frutto. Oh, madonna mia! Madonna mia! Fermo dritto! Si ci vede qualcuno! Ciancino! E piensaci! Pensa che la carne mangiare l'umbia. Malata, piensaci! Babbo! Babbo! All'hai ragione! Ma voglio bruciare a te dentro il terreno fisso! Ma voglio spampanato tanto di castagna! No! Voglio toccare tutto piacere la faccia è tutta amore stupare! La faccia da paura coscienza e così! La faccia è tutta il da mondo! Ma la pia va bene sto proprio! Astriglia, ma fortina, gramma forza in da spiccare, mamma sentire il giorno, notte, fortina non mi morsa troppo cuore, astriglia, ma fortina a mamma. Stanotte ho fatto un sogno. Sogno che il vestito dell'angelo era già pronto. Io lo indossavo e le ali avevano un potere magico. Mi facevano veramente volare. Allora ho spiccato il volo verso la chiesa, la nostra parrocchia. Era notte fonda e in cielo splendeva una luna bellissima. Proprio come quella della prima notte che arrivai in questa casa. Arrivato alla piazza, il campanile suonava i 12 rintocchi della mezzanotte. La piazza era completamente vuota. Ma dalla chiesa veniva una luce intensissima, come di 1000 cieli. Sempre volando rientrai e voi eravate lì, a celebrare messa, tra odore di incenso e salmodiare di canti. Era così dolce guardarsi. In un primo momento dall'alto non riconobbi nessuno dei fedeli presenti. Poi vidi le zie, il notaio Trinchera e tutti i miei amici di gioco a Mondragone. Conoscevo tutti i fedeli presenti, ma poi ho capito. Tutto mi è stato più chiaro. Ho capito che erano tutti morti e che stavo assistendo alla messa del demonio. Infatti, guardando attentamente i due chierchetti che v'erano accanto, ondeggiando il tribolo, potei scorgere dalla loro tonaca lo zoccolo di un maligno. E avevano una faccia come di caprone selvatico e ridevano madre mamma, senza gioia, proprio come ride il maligno. Non volevo lasciarmi lì in mezzo a tutti quei morti, allora mi sono fiondato sull'altare, con la spada ho accecato un caprone, con lo scudo ho schiacciato l'altro e mi ho preso tra le braccia.
abbiamo spiccato il volo verso la luna. Siamo venuti a trovato a raggiungerci. È stata riunita una mano notizia gesuata, che più che una mano sembrava un artiglio, ed è rimasta bloccata con le vesti nel portone della chiesa. Fidatevi, Gesualdi, e caso volessi un bello brindisi, piglielo un po' che ne uscite. Un catellino. Grazie. Toccate lì, a dove va? E voi non bevete? Io? E sapete che non posso bere un cilli? Io non posso bere. E voi? A me un uccello mi rimane un coppo stomaco. Ma fa acido, non digerisco. Però, che strano brindisi.